volevo parlarvi della salute, perché la salute è importantissima nei contesti di guerra e di belligeranza, ma è importantissima dappertutto. Sì, è uno dei diritti universali dell'uomo nell'articolo 25 e dice una cosa importantissima, dice qualcosa che non è vero per tutto il mondo, non solo per i contesti di guerra di cui parleremo tra poco, perché ne dà nel 48 una definizione incredibile. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute, il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche. Cioè la salute non è solo l'assenza di malattia, ma è la possibilità di vivere in modo dignitoso, noi stessi e la nostra famiglia. È una cosa, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che sta per compiere 80 anni, è veramente stata una sorta di grande codice genetico in cui gli stati, dopo la seconda guerra mondiale, con la catastrofe umanitaria che ha rappresentato in tutti i sensi, ha deciso di mettere insieme una serie di diritti considerati inalienabili per l'essere umano, tra cui quello alla salute di cui parliamo oggi, e la maggior parte degli stati, forse perché si veniva dalla seconda guerra mondiale, ha firmato queste convenzioni. Stati che dovrebbero rispettare le convenzioni che hanno firmato. Dico dovrebbero perché in questo momento gli stati, che uno in particolare, gli stati che non rispettano ciò che hanno firmato sono notevoli. Vabbè, questo però guardate non va e non va. Allora, una delle cose importanti che dice la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che per l'epoca rappresenta qualcosa di incredibile, è anche il fatto che per la prima volta viene protetta la maternità e qualcuno prima faceva una serie di analisi sull'aspetto della... è proprio lui, faceva una serie di analisi sull'aspetto demografico. Per la prima volta la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce che hanno diritto ad essere protetti anche i figli nati fuori dal matrimonio, che per l'epoca era qualcosa, cioè qui ce ne sono molti, me compresa, che ancora ricordano quando nelle carte d'identità c'era scritto ND, no? Figlio la paternità e la maternità non vengono più chieste, ma voi pensate a tutte le volte che la maternità e la paternità sono state chieste. Quindi questo è estremamente importante. Da quando si fa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fino al 1978, cioè per 30 anni, non si parla più di salute come diritto. Cioè abbiamo una bella carta, siamo pieni di grandi carte, non se ne parla più. Se ne parla per la prima volta nel 1978, in cui si fanno delle dichiarazioni su quella che viene chiamata primary health care, cioè le cure di base sono un diritto di tutti i popoli del mondo. E uno dice, bene, bellissima affermazione, peccato che è rimasta un sogno fino al 2000, nel senso che nel 2000 di nuovo che cosa si è detto? Accidenti, ormai sono passati 50 e passanni da quando abbiamo detto che la salute è un diritto e non abbiamo ancora fatto molto. E allora succede qualcosa che forse qualcuno di voi sa: nel settembre del 2000 si mettono insieme quelli che vengono chiamati goal, i Millennium Goal. Se voi li guardate, quella sotto è l'immagine classica, sono facili da capire: eradicare la fame, istruire, parità di genere, mortalità materno-infantile, combattere in particolare l'HIV, che erano anni che mieteva un sacco di vittime, e poi al numero 8 una collaborazione fra stati, una partnership fra stati. E detto così sembra bellissimo, peccato però che di questi i Golden Millennio erano visti e pensati per i paesi a risorse limitate, non c'eravamo noi lì, erano stati fatti dai paesi che dicevano: ci sono paesi poveri sui quali dobbiamo lavorare perché raggiungano questi 8 Golden Millennio. E i risultati sono stati veramente modesti, anche perché nessuno si è impegnato ovviamente, e poi siamo arrivati a quello che viviamo adesso in questo momento,
agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. E la grande differenza qui qual è? Che ci siamo anche noi qui dentro. Non ci sono solo i paesi a risorse limitate. Qui nei vari obiettivi, nell'eradicare la fame, nella salute, nell'istruzione che diventa di qualità, nell'uguaglianza di genere, nell'acqua pulita, in tutto il salvare il pianeta ci siamo noi. Si è capito che il mondo è uno, che globalizzare vuol dire anche vivere in un mondo che ci vede tutti uniti. Adesso si sta lavorando su questo, perlomeno su questo si impegnano anche le scuole. Se qui avete gli studenti pochi che sono rimasti perché c'era il pullman, e chi ha nipotini o figli sa che a scuola perlomeno si parla di che cosa serve per vivere in un mondo sostenibile. E si comincia a parlare di una cosa importantissima che ha a che fare con il nostro diritto alla salute, con quelli che vengono chiamati determinanti sociali della salute. In questo bellissimo ventaglio colorato, l'unica cosa che non possiamo modificare e che comprende quella che sarà la nostra salute, l'unica cosa che non possiamo modificare è il tondo rosso, bianco in basso, l'età, il sesso e i fattori ereditari. Quelli sono personali di ciascuno di noi. Ma poi ognuna di quelle strisce, ognuna delle strisce che vedete, comprende ciò che fa sì che qualcuno di noi sia in salute, qualcuno di noi abbia accesso alle cure, qualcuno di noi non sia in salute, non abbia accesso alle cure, non abbia previdenza. Poi, per carità, abbiamo anche la striscia rossa sono le nostre scelte. Io scelgo di fumare, io scelgo di farmi, io scelgo di bere, quelle sono le nostre scelte, però poi tutto il resto è come noi possiamo vivere, a volte per merito nostro, a volte non meritiamo dove siamo nati, dove viviamo e dove siamo costretti a vivere, perché se guardate la striscia azzurra, senza entrare nel merito scritta in inglese, però c'è dove abito, quali sono i miei servizi, che tipo di acqua ho, perché se siamo come in India, dove la maggior parte delle case, e non solo in India, però lì è diventato un problema perché Narendra Modi, in uno dei suoi discorsi annuali, Narendra Modi è il presidente di questo grande continente indiano, ha detto: non è dignitoso che le case non abbiano i bagni. Perché non è dignitoso? Perché uno dei problemi, paradossale, ma vedremo che è una cosa di cui si parla poco ma molto frequente, le ragazze devono andare in bagno di notte nei campi vicino casa e moltissime sono state violentate. E l'essere violentata in tutte le culture, non pensiamo nelle culture che consideriamo meno importanti sia peggio che da noi, dovunque nell'essere violentate c'è sempre di sottofondo una colpa della donna, come se avesse fatto qualcosa per finire violentata, in questo caso semplicemente desiderare andare in bagno. Quindi cos'è che fa sì che io sia in salute, abbia accesso alla salute o no? Come io vivo, quello che mangio, la scuola che ho fatto, il mio ambiente di lavoro, la mia abitazione. Io frequento tutti gli anni dal 2000, vado un mese in Africa nell'ambito di un progetto di collaborazione didattica. Le case nelle campagne non hanno i camini e uno dice: vabbè, cosa vuol dire che non hanno i camini? Cucinano per terra e la sera al tramonto vedete il fumo uscire dal tetto, ma uscire diffuso, cioè non uscire dal camino, che significa che prima di superare il tetto, nella realtà dei fatti ha riempito il vivere in quelle condizioni e poi vivere in mezzo a guerre e conflitti, che sono molti più di quelli che raggiungono le pagine dei nostri giornali, perché alcuni raggiungono le pagine dei nostri giornali, ma moltissimi non ci arrivano mai lì. Quindi salute e malattie sono un insieme di processi biologici, ma anche economici, le scelte economiche del paese in cui vivo, sociali, politici, culturali e ambientali. E se parliamo, come è giusto che sia, di salute globale, tutto ciò che comporta una diseguaglianza nei determinanti di salute, che sono quelli che abbiamo visto su quel bellissimo ventaglio colorato, è un'ingiustizia. Sia che succeda qui, perché anche qui succede, sia che succeda come succede
moltissimo nei paesi cosiddetti a risorse limitate. Per carità, non chiamiamoli mai sottosviluppati, non è etico. La povertà è qualcosa che condiziona la vita, condiziona le guerre e molto spesso, paradossalmente, situazioni di estrema povertà sono in paesi che sono ricchissimi sottoterra, no? Adesso ne vedremo qualcuno. Secondo, a luglio del 24 è stato pubblicato lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo. Perché è stato pubblicato a luglio 24? Perché tutte le grandi organizzazioni, noi, Amnesty, le Nazioni Unite, tutte le grandi agenzie, Greenpeace, tutte le grandi organizzazioni pubblicano a luglio dell'anno successivo i risultati dell'anno precedente, per cui noi siamo a fine maggio, non abbiamo i risultati del 24, ma abbiamo i risultati del 24 sul 23. Quindi nel 23 735 milioni di abitanti del pianeta hanno sofferto la fame. Noi non sappiamo neanche cosa sia la fame, noi abbiamo l'appetito ogni tanto, uno dice ho fame, ma dovrebbe dire cioè, la fame è una parola seria e noi la usiamo più o meno. E poi sappiate che esiste un indice della fame, il Global Hunger Index, in cui il punteggio più alto ce l'hanno la Somalia, lo Yemen, il Chad, il Madagascar, il Burundi, il Sudan e il Sud Sudan. Questi sono i paesi che si collocano ai vertici, e sarebbe meglio che non fossero ai vertici, perché significa che la fame è in più. In questo momento nel mondo la carestia per assenza di alimenti, è stata dichiarata in 7 province del Sudan, unico paese al mondo, quindi in Sudan c'è la carestia. A Gaza non mangiano, ma non mangiano perché non gli fanno arrivare gli alimenti, che è una cosa molto più terribile, sempre fame, ma qui c'è della negatività. E poi sul nostro diritto alla salute e anche, vedremo dopo, su quello che ci succede, influenzano moltissimo anche i cambiamenti climatici, perché cambiando i determinanti sociali, se io non ho accesso all'acqua pulita, se io non ho accesso a un'acqua potabile sicura, se il cibo non è sufficiente, si calcola che tra il 2030, e non manca mica tanto il 2030, e al 2050 i cambiamenti climatici causeranno 250.000 morti in più all'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo. E chiaramente quali saranno i paesi più colpiti? Quelli in cui il diritto alla salute è ancora adesso più difficile, perché avremo caldo anche noi, ma magari ci compreremo più condizionatori. Vedete quella striscia dell'Africa? Che è la striscia del deserto che avanza, in assenza di provvedimenti che possano essere presi, e ce ne sono da un punto di vista agricolo, ci sono meritorissime ONG che lavorano su questo modo, piantare piante che abbiano poco bisogno di acqua, che trattengano la desertificazione, che umidifichino. Però non è solo quello, perché lungo tutta quella fila, soprattutto in quello in mezzo, vedete i focolai di guerra, perché per le risorse, e l'acqua è una risorsa, si fa la guerra, e dove si fa la guerra l'accesso alla salute è ancora più difficile, molto più difficile. Quindi questa è una zona pericolosa per la salute di tutte quelle popolazioni, ma anche per noi, adesso vedremo perché. Ed è la zona del Sahel. Vedete, adesso gli abbiamo dato un nome agli stati, quegli stati che voi vedete in verde, è detta anche G5, mentre noi conosciamo benissimo il G8 perché apparteniamo al G8, cioè agli stati più industrializzati, ed è la zona, per esempio, una delle cose, Emanuela Del Rio, sottosegretario del nostro governo, ha detto che noi investiamo più di metà dei nostri fondi di cooperazione in quella zona lì. Peccato che li investiamo in una zona dove i governi sono corrotti e in quella zona stanno crescendo. C'è la compagnia Wagner, che voi sapete è una punta di influenza russa in Africa, c'è Al-Qaeda, c'è Boko Haram e c'è lo Stato Islamico. Quindi quella è una zona importantissima, perché vedete cosa succede in quella zona?
Beh, questa è un'altra cosa che volevo farvi vedere perché non abbiamo idea. Il lago era lì nel 1969-63, non leggo la cifra. Guardate cosa è rimasto adesso dell'acqua che c'era. È chiaro che lì il controllo delle sorgenti è un controllo che si mantiene con le armi, perché se non c'è acqua e da quel grande lago che vedete circondato dal Chad, dal Niger, dalla Nigeria, dal Camerun, quel grande lago è una grande risorsa di acqua in meno. Noi avremo le guerre per le acque. Adesso l'Etiopia sta costruendo una grande diga su una delle foci del Nilo e quando la metterà in funzione, chi è che non sarà contento? L'Egitto che sta sotto, perché non arriverà più l'acqua. E quella sarà la prossima guerra dell'acqua. Ecco cosa succede dai paesi dove non si può vivere anche per motivi climatici. La parte, vedete, la grande freccia della migrazione che viene dai paesi del Medio Oriente vede nelle guerre la principale fonte di fuga della popolazione, ma la grande freccia rossa che viene dall'Africa vede le guerre, ma le guerre per la desertificazione, per l'impossibilità di vivere in quei paesi. Quindi è un problema di salute per i popoli che vivono lì, ma è anche un problema di costrizione a migrare per la popolazione che vive lì. Perché guardate che noi italiani siamo andati dappertutto per cercare una vita migliore. Vi ho fatto recentemente, perché Medici Senza Frontiere deve fare advocacy anche nelle scuole, lo fa, e per parlare agli studenti delle medie inferiori, che era una cosa che mi terrorizzava molto, perché uno dice come fai a tenere destra l'attenzione di ragazzini di 13-14 anni? 2 ore, è una roba da... Allora ho fatto una ricerca per vedere quanti italiani se ne sono andati. Dal 1870 ad adesso, che sono 150 anni, con la grande rivoluzione industriale, e l'ho fatto con le foto della gente che migrava con le valigie, eccetera, per dire ma qual è la differenza tra noi di allora fino a non molto tempo fa, fino all'alluvione del Polesine. 24 milioni e 500 mila sono gli emigranti italiani. Quindi ci siamo dati da fare. E con questo chiudo il discorso iniziale. Il diritto alla salute è il diritto alla salute globale del nostro pianeta, non solo alla salute in senso stretto, alla salute umana innanzitutto, del mondo animale e anche dell'ambiente. Ed è lì che puntano i goal del millennio. E ragionare sulle diseguaglianze, e ho voluto proiettarvi quella diapositiva che a me piace moltissimo, perché non sempre facciamo differenza tra uguaglianza e equità. L'equità è mettere tutti in condizioni di ottenere il risultato di cui hanno bisogno. L'uguaglianza è come le cassette della prima figura. A quello alto alto la cassetta non gli serve a niente. Forse neanche al secondo gli serve, ma se ce l'abbiamo diamogliela. Ma al terzo di cassette gliene servirebbero 2. Quindi l'aspettativa di vita di gente che vive in quelle condizioni e che ricava, e sono tantissime, sapete, in tutte le megalopoli del mondo la gente vive così. E noi abbiamo lì missioni di cronicità, soprattutto per malattie croniche, in particolare la tubercolosi. Guardate questo grafico e poi me ne vado rapidamente da questo discorso generale sulla salute. Noi siamo in alto, ma guardate paesi in cui alla nascita l'aspettativa di vita è 50 anni. E poi via via saliamo fino ad arrivare ai 90 anni del Giappone, ma noi siamo oltre gli 80 e abbiamo già ripreso quello che avevamo perso col Covid. Col Covid avevano perso circa 6-7 mesi di vita media le donne e quasi un anno gli uomini, ma abbiamo già quasi recuperato. E cosa succede invece di questi 120 milioni raddoppiati dal 2014? Vedete, 2014-2024, questo è il report dell'UNHCR pubblicato l'anno scorso, che fa vedere sotto nel grafico il trend in aumento. Anche questo lo trovate, scrivete
UNHCR, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per chi scappa. E scappano in tanti, scappano in tanti. Scappano dalla fame, dalla guerra, dalla povertà, per carità, dalla tirannia. E vediamo alcuni paesi, in alcuni di questi ho lavorato anch'io con Medici Senza Frontiere, e con Medici Senza Frontiere abbiamo missioni in tutti questi paesi. Vabbè, questa è una cartina di Limes. Le cartine di Limes sono sempre eccezionali, anche un po' difficili da capire a volte, però insomma sono molto... Allora, vedete, l'Ucraina è a nord, la più vicina a noi, e si affaccia al contesto russo. Gaza in Palestina, Sudan e Sud Sudan, lo Yemen, il Congo, in particolare nella regione del Nord Kivu. Poi vedremo la missione del Congo. Io credo che, detto così, Nord Kivu, uno dice: ma dove diavolo è sto posto? Se poi ricordiamo che hanno ammazzato il nostro ambasciatore, ci viene subito in mente che è quella piccolissima regione che fa parte della parte del Congo che confina con l'Uganda, con Ruanda e sotto con il Burundi, che è una delle terre più ricche sottoterra. Contiene una delle poche miniere di coltan, che è quella roba assolutamente indispensabile per i microprocessori dei nostri telefoni. Però c'è oro, c'è zinco, c'è nickel, ci sono le terre rare. Una volta non sapevamo neanche cos'erano le terre rare, dopo che Trump gliele ha chieste a Zelensky sono diventate un po' più famose le terre rare, però sono tutti minerali importantissimi per tutti i nostri sistemi elettronici, e su questo si causano le guerre. Io ho lavorato 2 mesi nel Nord Kivu, un paese veramente nessuno semina, nessuno raccoglie, la gente vive degli aiuti internazionali. Ci sono 13 movimenti armati, tra cui quello in questo momento più importante, che è il M23, che sta per marzo 23, che sta pian piano, ha conquistato quasi tutto il Nord Kivu adesso, cacciando gli altri movimenti, e sta avvicinandosi alla capitale. Vedremo come andrà a finire. C'è una leggenda africana che dice che il terreno, scusate, il sottosuolo del Congo e del Nord Kivu è così ricco perché quando Dio distribuiva i doni sulla terra aveva una sorta di cornucopia, e quando è passato sopra il Nord Kivu è inciampato, e inciampando c'è cascata un sacco di roba, è il motivo per cui quella zona è così ricca. E che cosa succede in una guerra? Noi pensiamo sempre ai morti e ai feriti. Aggiungerei ai morti e ai feriti delle conseguenze immediate di un contesto bellico, i problemi psicologici, perché quasi tutte le missioni di Medici Senza Frontiere hanno uno psicologo. Hanno uno psicologo perché chi deve scappare scappa con un sacchetto di nylon. Cosa ci mettereste voi in un sacchetto di nylon se doveste scappare? Cioè uno perde tempo a pensare cosa metterci e poi magari non ci mette niente e scappa senza. Perché? Perché la vita diventa in quel momento il valore principale, la vita di noi stessi e dei nostri familiari la cosa più importante da proteggere. Quindi morti e feriti, problemi psicologici sono importanti, però se voi guardate a sinistra, nella vostra colonna, vedete le popolazioni sfollate, i danni a tutte le strutture sanitarie, il fatto che i fondi non ci sono più, si devono comprare armi, non si spende più niente per fare niente. Tutto questo a cosa conduce? Alle conseguenze secondarie, che sono l'assenza di cibo, la mancanza di acqua pulita, sanitari, tende. Scusate, sanitaria è una traduzione di sanitation, dall'inglese l'ho tradotta male, vuol dire fognature. È importantissimo. Quando sono stata ad Haiti 3 anni dopo il terremoto, e Haiti era ancora distrutta come è in parte adesso a 10 anni di distanza, tra le truppe dell'ONU c'erano stati i caschi blu del Nepal. Nel Nepal c'era stata un'epidemia di colera che era passata ma era rimasto endemico, ce n'erano ancora molti casi. Allora i militari hanno costruito i campi per viverci e hanno fatto male le fognature.
le fognature hanno tracimato e nel 2014, quando sono arrivata io, c'erano già stati 10.000 morti di colera. E qual è stato il motivo per cui si è andati alla ricerca di cosa aveva causato l'epidemia? Perché siccome i caschi blu sono sotto la responsabilità delle Nazioni Unite, come si dice, l'indennizzo per la morte per colera di queste 10.000 persone era a carico delle Nazioni Unite e quindi in questa maniera era venuto fuori. Quindi avere delle fognature adeguate è importantissimo. Uno degli enormi problemi che ha Gaza è che noi vediamo case distrutte, non ci fanno mai vedere i corpi distrutti in televisione a noi perché hanno a cuore la nostra sensibilità, poi le stelle. Però ci fanno vedere le case distrutte, ma sono distrutte anche le fognature e quindi il colera c'è anche a Gaza. Non se ne parla perché non c'è modo di fare diagnosi, quindi non si può dire che è colera, si può dire che è una gastroenterite acuta che conduce a morte il paziente. Va bene, non si può parlare di colera. Scarso accesso alle cure, bassa copertura immunitaria e assenza di risorse economiche. E questo è quel che succede al popolo alla fine. Morti, problemi psicologici, fame e malnutrizione e aumento delle malattie infettive. Perché sono denutrito, perché non sono vaccinato. E questo è un grossissimo problema. Noi siamo a Gaza, noi Medici Senza Frontiere, dal 1989 e siamo testimoni diretti di ciò che succede a Gaza da ormai 40 anni, tra poco. Voi sapete, vi dirò pochissimo di Gaza perché ha una grande copertura mediatica, quindi anche se non sempre seria e non sempre corretta. È una striscia lunga 41 km, larga 9. Vi inviterei solo a notare una cosa, noi sentiamo dire questi 2000 pori cristi che vanno dal nord, dal sud, dal centro, si spostano di qua e di là. Noi abbiamo dovuto cambiare 13 ospedali, perché sì potete mettervi lì e costruire il vostro ospedale, no, non è più una zona sicura, spostatevi, quindi abbandona tutto e spostati da un'altra parte. Guardate la densità abitativa, 5.935 abitanti per chilometro quadro. La media UE è di 115. Noi, che siamo un popolo stretto e con le montagne, abbiamo una media di 230 per chilometro quadro. Lontanissimi da 5.000, pensate a quanto si sta stretti. Allora, quello degli ingressi degli aiuti umanitari a Gaza è stato una roba, ne avete sicuramente sentito parlare, no? Non sono, all'inizio, pensate che all'inizio, non so come definirla se non con crudeltà, non lasciavano passare gli anestetici. Alla fine del 2023 gli anestetici non passavano. Non passavano neanche i biscotti, per dire, perché si diceva che non era un genere di prima necessità. In alcuni camion erano state messe scatole di biscotti, non sono passati neanche quelli, e quelli fa lo stesso, ma gli anestetici non fa lo stesso. Per cui ci sono stati periodi in cui i pazienti sono stati operati senza anestesia. Il paziente poi sviene e uno finisce l'intervento, perché le amputazioni sono state l'intervento più frequente. I primi 3 mesi, 4, hanno risolto il problema dei malati cronici. L'hanno risolto semplicemente perché non c'erano medicine. Prendiamo i pazienti in dialisi. Non c'era la possibilità di avere un'adeguata fornitura di energia elettrica, quindi gli apparecchi per dialisi non funzionavano, i pazienti sono morti. I prematuri hanno fatto anche loro una brutta fine perché anche le culle termiche hanno bisogno di elettricità. In sala operatoria abbiamo bisogno di elettricità per far andare i respiratori perché altrimenti se si ventila a mano una persona deve stare, come si faceva 50 anni fa, una persona deve stare lì a ventilare il pallone. Quindi la mancanza di gasolio e di conseguenza la mancanza di energia elettrica. Io ho lavorato a Gaza nel 2018, quando c'è stata la marcia del ritorno, quando in maniera, come posso dire,
se volete romantica, ma è un termine che non so come definirla. Dopo la preghiera del venerdì, per 2 mesi e mezzo, i giovani correvano verso il reticolato di confine lanciando sassi. Dall'altra parte sparavano alle gambe e cecchini bravissimi perché riuscivano a colpire la gamba dal ginocchio in giù. Allora è abbastanza intuitiva che più è piccola una struttura, più è facile che facciate grandi danni. Quindi dal ginocchio in giù o l'osso o il fascio vascolo nervoso che comprende vena, arteria e nervo venivano sicuramente colpiti. E all'epoca i feriti sono stati tantissimi. Io sono arrivata a maggio ed erano già stati trattati più di 3.500 feriti di questo tipo, ma sono interventi di molte ore, cioè o uno amputa e in un'oretta, per così dire, se la cava, oppure se fa un tentativo di ricostruzione della gamba ci vogliono ore. Posti letto non ce n'era e, come dicevano gli inglesi, si lavorava around the clock, cioè praticamente sempre. Quindi tutti i malati cronici, i feriti riempivano i letti, c'era posto per gli infarti? Assolutamente no. C'era posto per altri malati cronici? Assolutamente no. Quindi questi sono stati i primi palestinesi a morire, Gazawi a morire, i malati cronici. E poi tutti quelli feriti gravemente direttamente oppure impossibili a trattarsi. I permessi di evacuazione, cioè di dire li portiamo da un'altra parte, non sono arrivati. L'ultimo che è stato negato era per 10 bambini che avremmo voluto portare all'ospedale di Amman in Giordania, dove Medici Senza Frontiere ha un ospedale di terzo livello, cioè dove si curano le cose molto più gravi, soprattutto riabilitazione in bambini, eccetera. Il più piccolo di questi bimbi aveva 2 anni, comunque non c'è stato dato il permesso per portarli. Quindi lo stato dell'assistenza sanitaria è oltre le parole, come dice l'OMS, cioè difficile da descrivere, veramente difficile da descrivere. Adesso, dunque, dal 2 marzo fino a 4-5 giorni fa non è più entrato niente, quindi siamo ritornati in situazioni difficilissime. Le stesse nostre equip, intanto nessun operatore rimane lì più di 4-5 settimane. Perché? Perché è pesantissimo anche per gli operatori, anche per un operatore, per un chirurgo, per un infermiere, per chi lavora lì. Vedere tutte queste persone non poter fare niente, o perché sono al di là della possibilità di essere curati, o perché non hai i farmaci, nemmeno per accompagnarlo a morire dignitosamente senza sentir male. Cioè era pesantissimo anche per il nostro personale. Per cui è sono le missioni più corte, da 4 a 6 settimane, non di più. Gli ospedali non funzionano più. Adesso da un po' di giorni il primo giorno sono entrati 4 camion. Ma sapete cosa contenevano 2 di questi 4 camion? Sacchi per cadaveri. Abbiamo in parte parlato, acqua pulita, fognature, rifornimenti sanitari, rifornimenti alimentari, perché tutto costa carissimo, le farine sono... Io ho uno ex specializzando che vive a Londra, la cui famiglia è di Gaza, e mi raccontava che suo padre, pagando una cifra enorme, era riuscito a comprare un grande sacco di farina ed era contento. In realtà la farina era piena di vermi, perché la farina riesce a fare i vermi. E la battuta della sua famiglia è stata: beh, così abbiamo anche la carne. Quindi la situazione è, e adesso non saprei come dire che è adesso, cioè perché credo che siamo al di là delle parole. E neanche seppellirli è facile, sapete? Perché se ricordate la geografia della striscia che vi ho fatto vedere, tutto lungo la costa non si può scavare perché sale l'acqua del mare. Quindi il problema in una striscia di questo tipo, con una densità abitativa così importante, piena di macerie, e ricordiamoci che sotto quelle macerie i corpi che c'erano ci sono ancora, perché nessuno li ha ovviamente tirati fuori. E quindi il seppellimento dei cadaveri è un problema. Me lo raccontava Giovanni, un nostro logista, diceva non si sa come fare. Noi abbiamo anche aperto un ospedale da campo, perché gli ospedali veri non erano funzionanti, ma
L'ospedale da campo è una struttura temporanea, come chirurgia il massimo che può fare è un'amputazione, ma niente più di un'amputazione. E soprattutto, se gli ospedali grandi non funzionano, la pressione sull'ospedale da campo è altissima. Vedete, è anche molto bello visto da dentro, adesso qui non era ancora mai stato usato in questa foto, è stato fatto nuovo con pannelli che sono stati fortunosamente recuperati, ma la situazione è veramente difficile. Questa io la metto sempre perché fu scritta da 2 medici di MSF morti in un bombardamento al 3° piano, quindi era entrata dalla finestra e è scritta in inglese: per chiunque riuscirà a stare fino alla fine, e sarà in grado di raccontare la storia, noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, ricordateci. Adesso noi quelle lavagne lì nelle sale operatorie italiane non le abbiamo più, abbiamo altre cose, ma quelle lavagne lì con le righe verdi sono, direi, dappertutto ci sono. Yemen, abbiamo tante missioni come Medici Senza Frontiere in Yemen. Guardate che belle che erano le case dello Yemen quando era ancora un luogo turistico, perché dopo le primavere arabe è diventato una catastrofe. La guerra è scoppiata, ha già compiuto 10 anni, 25-26 marzo, 10 anni di guerra, ma io non credo che sia arrivato su un giornale che c'era la guerra da 10 anni. Vedete dov'è lo Yemen? Una delle cose che a me fa senso, e credo che anche qui qualcuno di voi conosca qualcuno che è andato in vacanza nell'Oman, perché sta diventando la meta turistica dell'Oriente. Guardate dov'è l'Oman. Cioè, anche sta storia che uno va in vacanza e a 50 km da lì c'è la guerra in corso, ma insomma, così è. Anche qui. Catastrofi, miseria. Adesso io ho deciso di mettere, sapendo che c'erano tutti adulti, non c'erano bambini, io vi faccio vedere alcune immagini di guerra che non siano le case distrutte. Questo è un bambino che ha fame da tanto tempo. Vabbè, questo era nella nostra... Quando sono stata nello Yemen le finestre erano parzialmente blindate, però ci avevano messo scritto sopra: per la vostra sicurezza non state vicino alla finestra a guardare la battaglia. Si vede che c'era qualche cretino che ci stava. Colpi d'arma da fuoco, la guerra non risparmia neanche i bambini. Pallottola entrata dalla gamba sinistra, attraversato il retto, attraversato la radice del pene, uscita dall'altra parte. E questa la proietto perché non c'è oggi, ma c'è una vostra conterranea, che è quella che vedete col berrettino invece che col velo in sala operatoria, è la Chiara Pravisani, abbiamo lavorato insieme nello Yemen e lavora all'ospedale di Udine, e lei insieme a 3 strumentiste donne, vedete che loro hanno, oltre alla mascherina, hanno anche il velo. C'erano delle donne tostissime, bravissime. E questo è... E questo è quel che succede quando uno salta su una mina. A sinistra arriva dentro un sacchetto qualcosa che avvolge le gambe, che vengono tagliate. E voi provate a immaginarvi, gambe giovani, si vede che sono gambe giovani, provate a immaginarvi quel signore lì: non torno indietro perché ho paura di fare danni. Invece no. Provate a immaginarvelo a vivere in un contesto così, altro che barriere architettoniche, no? Cioè, che vita fa? Sta steso su un materasso, anche se c'è una meritoria associazione che si chiama Handicap International, che fornisce, sia pure non di altissimo livello, ma fornisce le protesi. Mine. Le mine non risparmiano neanche i bambini. Il Sudan e il Sud Sudan. Di questi abbiamo sentito qualche vago accenno perché ha appena festeggiato il suo 2° compleanno la guerra in Sudan. L'ha festeggiato adesso ad aprile. Il Sudan
a sinistra lo vedete nella cartina grande di tutta l'Africa, era prima tutto un unico paese che nel 2011 il Sud Sudan si è separato, è la più giovane nazione del mondo. E adesso quello che abbiamo adesso è che abbiamo la guerra in Sudan e la guerra anche in Sud Sudan. I pozzi di petrolio sono rimasti nel Sud Sudan prevalentemente, anche se si dice che sia un petrolio di non molto, come posso dire, pare che sia molto oleoso, si faccia fatica a ricavare tutti i derivati del petrolio, però gli unici pozzi del petrolio sono nel Sud Sudan. È il paese più giovane al mondo, non ha sbocco sul mare ed è abitato da circa 10 milioni di abitanti, 9 dei quali hanno bisogno dell'aiuto delle associazioni umanitarie. Questo è 3 maggio 25, perché non è più vero che quando io partivo le prime volte dicevo a mio marito: ma stai tranquillo, perché gli ospedali sono protetti dalle convenzioni di Ginevra. L'articolo 1 della prima convenzione di Ginevra dice che nessuno può bombardare gli ospedali, dopodiché gli ospedali si bombardano tranquillamente, non succede niente. Mi dice lei che tempo che passa, perché io quando parlo di questo non finisco più. Hanno bombardato l'ospedale della nostra missione di Old Fangat e hanno bombardato la farmacia. Bombardando la farmacia ci hanno messo in condizioni di non fare quasi niente ed eravamo l'unico ospedale di riferimento di 110.000 persone. Tra l'altro è difficile entrare, sono paesi in cui entrare con i rifornimenti non è affatto facile. Nel Sud Sudan è un po' più facile che nel Sudan, ma nel Sudan è estremamente difficile. E nel Sudan cosa è successo? La guerra del Sudan ha compiuto 2 anni. Perché ne ha compiuti così pochi? Perché a un certo punto si sono litigati due che facevano parte del consiglio del precedente dittatore. Uno comanda le forze armate sudanesi e l'altro comanda le forze di supporto rapido. Qualcuno gliele fornisce le armi a queste. Per cui, come dico sempre io, abbiamo 3 religioni monoteiste, ma la più grande, la quarta, è il dio denaro. Quello mette d'accordo tutti. Su quello non ci sono problemi. A Khartoum c'era anche la grande clinica cardiochirurgica di Emergency, che non fa più cardiochirurgia per un sacco di problemi economici legati al materiale, e che adesso cerca di fare quello che può, perché in Sudan non entra il materiale, non entrano neanche come si dice, non entrano neanche le dosi minime di supporto alimentare, che se noi una domenica mattina andiamo a fare colazione al bar e ci pigliamo un paio di brioche, abbiamo già superato le 500 calorie delle razioni alimentari base, che non entrano. E in questo momento la guerra distrugge ovviamente, che poi è una cosa che non capisco, perché fanno fuori gli ospedali e dopo non c'è più un posto per andare a farsi curare. E comunque in questo momento il Sudan è l'unico posto dove è stata ufficialmente dichiarata la carestia, in 5 province, e con maggio se ne aggiungeranno altre 7. Quindi è un paese alla fame, e qui gli abitanti sono, mi pare, 23 o 24 milioni. Il Nord Kivu, vi ho detto prima qualcosa. Cosa contiene? Guardate che cosa c'ha sottoterra: rame, oro, nichel, cobalto, diamanti, terre rare, coltan, e nel lago hanno trovato gli idrocarburi. Capite che tutto questo ha scatenato un sacco di appetiti di gente che viene da altrove. Puoi dirmi l'ora, per favore? Scusi signora, è l'ex Congo belga? È l'ex Congo belga, perché il grande Congo era... È ora di... allora non vado avanti perché vorrei parlare. Questo è l'ospedale, la tenda, i bambini che nascono, le donne vengono con una cesta. Io di questo posto volevo rubare
5 minuti, ma ho cominciato un po' dopo le 12:30, per parlarvi di una cosa che mi sta molto a cuore e di cui si parla veramente poco. Questo è stato l'unico ospedale di MSF in cui io ho lavorato, in cui c'era un Mama Village. Che cosa voleva dire? Era fuori dall'ospedale, un po' più carino, casette di legno con un po' di fiori, un po' di cose, dove venivano ricoverate le donne che erano state violentate, perché lo stupro in questa regione del Congo è uno sport nazionale e violentate col calcio del fucile, distruggendo il perineo, una roba drammatica. E noi abbiamo pubblicato nell'ottobre dell'anno scorso un rapporto sul Congo, pubblicando i risultati di 25.166 in un anno, cioè 2 persone ogni ora, vittime di violenza sessuale. La violenza sessuale nelle donne sta diventando, come se non lo fosse mai stata, un'arma di guerra. E non c'è un paese sicuro per le donne, perché è abbastanza chiaro. E la cosa nasce lontana, vi faccio il riassunto delle diapositive che avevo preparato. Allora, le donne sono sempre state considerate merce del vincitore e hanno sempre subito stupri nel corso di tutte le guerre, poverette. Però non è mai stata utilizzata come arma etnica, come lo è adesso e come è cominciata con Srebrenica, che è stata nominata anche prima, dove i morti sono stati più di 9.000 e dove le donne, prevalentemente sulle donne musulmane, lo stupro era stato sistematicamente utilizzato. Che poi una delle catastrofi di una donna stuprata, a parte che io credo che una non lo dimentichi mai più, ma se resta incinta non ha modo di dimenticarlo mai più e si ritrova ad avere un figlio che avrà sotto gli occhi tutti i giorni e che sarà la memoria continua di quello che le è successo, e credo che il dualismo tra l'amore per un figlio e l'odio per ciò che ha generato quel figlio sia qualcosa che la vita gliel'ha definitivamente rovinata, e su questo non ci piove. Tenete presente che quando è stata fatta la Convenzione di Ginevra sullo status del rifugiato del 51, uno dice ma perché diavolo, insomma, cosa ce ne frega? Tra le tante cose che sono state prese in considerazione, la razza, la religione, la nazionalità, il gruppo sociale, eccetera, il genere non è stato preso in considerazione. E uno dice se ne saranno dimenticati. Invece no, perché se uno va a vedere gli scritti che si trovano, scopre che in realtà il delegato della Jugoslavia voleva metterci il genere, ma la paura di allargare a troppi questo diritto ad essere rifugiati ha fatto sì che le donne non ci fossero e che fosse rimasto il termine al maschile. Tenete presente che poi hanno fatto tutta una serie di protocolli per difendere le donne, i diritti delle donne, i trattati, no, non è che questi manchino, però guardate qual è il loro potere, la dissuasione morale. Adesso ditemi voi, nel mondo che ci circonda adesso, quale può essere il valore della dissuasione morale? Cioè io non esercito violenza, io rispetto i trattati perché è giusto così? Beh, non mi sembra che sia quello che sta succedendo. E nel disinteresse di tutti. Dopodiché guardate che gli Stati Uniti, paradossalmente, mentre posso capire Iran, Sudan, Somalia, non è che li capisco, mi fanno un po' ridere le isole di Narao, Padao e Tonga, che sono isolette microscopiche che uno non capisce perché abbiano votato contro, ma gli Stati Uniti non hanno firmato questo trattato. E quindi la guerra la moltiplica, la violenza contro le donne. La foto che vedete in alto a sinistra è la foto delle vostre portatrici, delle portatrici carliche di Timao, che hanno dato origine al bellissimo libro Fiori di roccia.